Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Oggi parliamo di editoria, anche se lei è una collega, un'amica e giornalista, oggi è ospite in qualità di scrittrice. Leila Oh. Manuzza. Ciao Leila. Buonasera, ciao Fabri, buonasera a tutti. Un parolone, scrittrice, ho scritto solo il tuo libro, In questa quindi veste sei come scrittrice, perché comunque, va lo bene. ricordiamo, è uscita da poco la sua prima opera dal titolo Sardegna Energetica, edito dalla Zattera Edizioni. Io so che tu hai il libro lì vicino a te, così lo facciamo Eccolo, vedere, eccolo eccolo. qua. Lo vedete bene? Sì, 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 sì. c'è il controluce, però si vede Ecco, bene, con adesso. questa copertina che è molto affascinante, esattamente come tutto il libro, perché è una storia intrisa di sacralità, di misteri, della Sardegna, potremmo dire forse quella più pura. Innanzitutto, come ti è venuto in mente di scrivere un libro? Perché sai, i giornalisti, dice, il giornalista scrive, però una cosa è scrivere un articolo, una cosa è scrivere un libro. Hai ragione Fabri, effettivamente sono 2 cose assolutamente differenti, però io era da molto tempo, da circa 10 anni, che volevo scrivere di questo posto magico che si trova in Sardegna, tra Palau e Santa Teresa Gallura, che si chiama Caresi. Avevo conosciuto questo personaggio particolare che ha ereditato un antico stazzo proprio in quella zona lì del nord Sardegna, dove la fanno da padrone questi graniti, che poi ho messo anche nelle immagini di copertina, che sono dei graniti antropomorfi, quindi hanno delle immagini, delle forme quasi, no, umane che, appena per caso sono arrivata lì, nel libro racconto le sincronicità, quindi una strana coincidenza che poi mi porta in questo luogo, mi son sentita proprio quasi in dovere di raccontare questo posto, perché è un posto magico, un luogo dove io stessa mi sono ritrovata e quindi nel libro racconto la storia di Aurora, il personaggio principale del libro, che fa proprio una sorta di viaggio iniziatico nella nostra bella Sardegna, a conoscere questi luoghi che son stati per noi probabilmente i posti ancestrali della nostra storia, con le donne che facevano dei rituali sciamanici, propiziatori con la luna nuova, oppure comunque mi ha un po' entusiasmato l'idea di raccontare la Sardegna. Insomma, probabilmente questi elementi poi mi hanno portato davvero a scrivere questo libro, che è un romanzo alla fine. Certo. Leila, abbiamo parlato di Aurora. È evidente che, l'hai detto tu stessa, è un romanzo autobiografico in qualche modo perché racconti la tua esperienza. È totalmente autobiografico o invece il fatto di aver utilizzato il romanzo in terza persona, quindi parlando di Aurora e non di Leila, ti ha dato la possibilità di liberarti anche di catene, quindi di spaziare con la fantasia? Sì, esattamente. Aurora poi è il personaggio del libro. Sappiamo che quando si scrive un libro alla fine qualcosa di autobiografico c'è sempre, quindi uno racconta delle esperienze, che ha fatto, delle situazioni che ha vissuto, però, poi attraverso i personaggi c'è anche un andare oltre l'esperienza stessa e quindi questo è successo anche con questo romanzo e ti dico, mi piace molto l'idea di poter trasmettere delle cose alle persone, le esperienze e si va anche oltre le forme, il tempo. Questo è anche un po' il sottotitolo, oltre il tempo e le forme significa andare verso ehm, un oltre, cioè una riconnessione con noi stessi, con una parte più vera, in questi luoghi energetici che sono un po' come la preghiera Fabri, ci aiutano ad andare oltre, ad aprire dei portali e a ritrovare un po' noi stessi. Poi dipende da noi riuscire io dico a fare un po' di silenzio, perché siamo sempre abituati a stare un po' in ritmi, poi noi che facciamo i giornalisti abbastanza compulsivi, a fare 1000 cose, siamo sempre di corsa e quando riusciamo a fermarci, ma questo succede in tutti i lavori, a fermarci un attimo, ci sono questi luoghi energetici che ci aiutano a ritrovarci, a ritrovare questa connessione e allora ritrovi questa parte che poi abbiamo dentro, la nostra stessa sacralità ed è molto importante. In questo momento, poi in cui siamo tutti stati un po' chiusi col Covid, adesso ci stiamo un po' riaprendo al mondo, però con grande attenzione, no, un po' di difficoltà. È un momento in cui ci son tante persone che poi hanno patito davvero
questo momento. Io ad esempio ho avuto il Covid a novembre dello scorso anno, me la son passata da sola a casa e le noti son state anche un po' difficili, perché son stata anche tanto male, però ti dico alla fine ho ritrovato anche lì un po' di silenzio. Silenzio vuol dire questa riconnessione verso un qualcosa che è oltre, molto più grande di noi, del nostro ego, della nostra personalità, di quello che siamo, che vogliamo apparire. Quindi bene. Però questa energia ancestrale, misteriosa, antica, potremmo dire anche terrena se vogliamo, un misto fra terrena e spirituale, ecco. Com'è possibile o come se secondo te ovviamente se ci sei riuscita, trasferirla dall'ambiente sulla carta, a scriverla? Perché è un po' come quando passami il paragone, come quando si racconta il sapore della Coca-Cola, no, come fai a spiegarlo? Non riesci a spiegarlo, quindi cercare di spiegare con parole le sensazioni, le emozioni, credo che non sia un lavoro facile. Non è un lavoro facile, però, la caratteristica forse di un giornalista, ma così delle persone curiose, è quella di essere degli osservatori. Allora, e più si fa spazio a questo silenzio di cui parlavamo prima, e più uno riesce davvero a fare come tirarsi fuori, essere un po' un testimone e quindi essere un osservatore. Un osservatore che osserva qualcosa che succede, per cui anche se è una cosa che succede a te, tu la vedi un po' con una certa distanza, come un osservatore esterno e questo ti permette poi veramente di descrivere delle sensazioni, oppure quello che ti accade intorno in maniera anche molto precisa. Ed è stato bello per me andare in questo luogo a Caresi e raccontare, alla fine l'ho raccontato anche molto nel dettaglio, anche, questa natura che circonda questi graniti, quindi queste energie, che veramente creano un'atmosfera ovattata, silenziosa e quando tu arrivi lì, ti sembra veramente di catapultarti in una dimensione dove veramente il tempo si azzera, si ferma. Lo so che detto così sembrano parole così un po' campate per aria, però invito tutti a farne l'esperienza, perché essendo ancora in questa realtà corporea, pur ancora oggi, no, dobbiamo vivere di esperienze e poi per trascendere l'esperienza stessa. Sai che attraverso la preghiera e la meditazione poi ci sono queste connessioni con la nostra parte più profonda, poi io lo chiamo Dio, ma ci sono ognuno lo chiama come vuole, universo, chiamatela come volete, però non possiamo far finta di essere soltanto carne e ossa, siamo molto di più e meno male. Siamo qui per fare una esperienza di vita. La vita diventa una scuola, anche le esperienze più drammatiche in realtà non sono proprio dei drammi devastanti messi davanti dalla vita per farci del male, ma probabilmente sono un'opportunità per noi. Avendo avuto il Covid, ritorno a quello, che è stato un momento difficile per me, però vi assicuro è stato anche un momento, visto poi, trasceso un po' come un'opportunità, perché anche lo stare di notte con tante paure e poi non c'era nessuno accanto a me di fisico, però avevo altre protezioni e sentivo veramente di non essere sola e questa cosa veramente ti apre un mondo. Senti, invece per quanto riguarda non voglio spoilerare il romanzo, anche l'invito è quello ovviamente di acquistarlo e di leggerlo con molta, molta attenzione. L'incontro, io l'ho letto anche nella sinossi in qualche modo, quasi fortuito con Sì, Antonio, sempre che si chiami Antonio, un sì. artigiano falegname. Ecco, l'incontro appunto quasi fortuito è stato, la scintilla che poi ha fatto scoccare poi in effetti l'incendio su questo racconto, poi l'avventura vera e propria, questa esperienza. È stato, come posso dire, un incontro-scontro, una curiosità, oppure un misto di timore e di quasi reverenziale. Qual è stata la sensazione che ti ha, pervaso all'inizio? Allora Aurora, che poi è un'esperienza che ho fatto io e quindi, la racconto col nome di Aurora, ha incontrato anni fa, tanti anni fa, nel libro scrivo 7 anni, ma potrebbero essere già passati 10, perché, poi il libro, si è dovuto fermare, quindi la pubblicazione per via del Covid. E quindi son già passati 10 anni da che ho incontrato questo artigiano nel legno, nel lungomare di Palau, mentre ero lì con quello che è diventato poi mio marito, che si chiama come te, e Che che, salutiamo. salutiamo Fabri, anche lui, e insomma, e lì, ho trovato c'erano delle bancarelle,
c'era un artigiano del legno. Questo ragazzo con un codino e sembrava un po' hippie, girava l'Italia a bordo di un furgoncino con la Un sua po' figlio dei compagna, fiori un po' insomma. figlio dei fiori, molto simpatico, però la sua bancarella mi ha incuriosito da subito. Prima di tutto per questi profumi, erano profumi di incenso, e poi delle lucettine un po' particolari. Quindi ci siamo subito fiondati lì da lui, e Fabrizio, il mio Fabrizio, stava acquistando per dei suoi clienti delle penne intagliate proprio in legno, e io mi sono imbattuta in questo ragazzo che mi ha guardato, ha iniziato a guardare il mio campo aurico, quindi il contorno, del nostro corpo fisico, e mi ha iniziato a dire delle cose senza avermi mai visto prima, e vi assicuro è stata un'esperienza particolare. E tra le varie cose mi ha fatto anche una rivelazione che lì sul momento mi ha detto: "Tu non avrai dei figli, perché i tuoi compiti sono altri e i tuoi figli saranno i figli di tutti, quindi ti dovrai prendere cura di più persone, soprattutto dei ragazzi, e trasmettere delle cose". E quindi immaginati, io al tempo si collaborava a Videolina, c'eri anche tu a quel tempo, eravamo lì in redazione, eravamo sempre a 1000 su tante cose impegnati, e quindi sentirmi dire una cosa del genere, che in quel momento non era per me una priorità, però anche l'idea che uno che manco conosci ti dica: "Tu non avrai dei figli", la cosa mi aveva un po', insomma incupito, se non infastidito veramente. E poi invece è stato molto particolare quest'incontro, perché lui, senza dirmi altro, ha preso un foglietto, carta e penna, e mi ha scritto un numero di telefono, e me l'ha dato, me l'ha consegnato la sera stessa, e mi ha detto: "Guarda, tu devi andare assolutamente alle Pietre Magiche di Caresi. Ti scrivo il numero di Antonio. Antonio è il proprietario di questa montagna". E quindi mi ha dato questo numero e mi ha detto: "Non sprecare questa occasione". Quindi assolutamente un'informazione criptica che, mi è ribombata, risuonata tutta la notte, come se fosse un disco rotto, questa roba qua. E allora ho detto, durante la notte, ho detto: "Va bene, io Ci domani devo mattina andare. chiamo", e quindi ho chiamato e mi ha risposto questo Antonio con questa parlata proprio gallurese, molto simpatica, e mi ha detto: "Buongiorno, di cosa ha bisogno?" Io non sapevo neanche chi stessi chiamando, e ho detto: "Guardi, io non so, io devo venire da lei, ma non so nulla". E lui in maniera molto gentile e disponibile mi ha detto: "Guardi, se vuole venire a fare un'escursione, io se vuole domani, la posso accogliere". E quindi così son stata guidata da lui a arrivare in questo posto, che poi è uno stazzo. Quindi immaginati, con Fabrizio al tempo eravamo anche abbastanza, ragazzini, siamo andati, lì nella zona di Palau, perché eravamo a San Pasquale, veramente, avevamo affittato una casa, eravamo lì per fare proprio un po' di giorni, dedicati al mare, quindi queste spiagge meravigliose della zona, e ci siamo invece catapultati nel cuore della Sardegna, in mezzo a una estate che aveva assolutamente ingiallito la campagna, quindi nel mezzo dove non c'era nulla, e c'era soltanto questa sequenza di stazzi galluresi, ci siamo ritrovati lì. E io appena sono arrivata, per me è stato veramente una magia, cioè mi son sentita osservata, quindi Aurora si sente osservata dall'alto della montagna, ho guardato su e c'erano questi guardiani di pietra che mi guardavano proprio lì e mi Mamma mia, scrutavano, non mi posso quasi a immaginare. voler quasi a voler capire chi avevano di fronte. È bello, infatti consiglio a tutti di fare Guarda, questa esperienza. Lele, io, per come ti conosco, sei abituata a non lasciare nulla di intentato, quindi anche i particolari. Ecco, il ruolo della donna, perché, lo scrivi anche, no, le i rituali propiziatori, si curavano con le erbe spontanee, con il magnetismo emanato dai graniti, è lo stesso nome della protagonista, cioè un nome che evoca o rievoca una rinascita, Aurora, no, e credo che anche in questo, sia centrale all'interno della dinamica del romanzo. Assolutamente, dici bene, hai colto nel segno, proprio perché Aurora fa un suo percorso, che è quello appunto di una ragazza, lì parliamo di una giornalista cagliaritana, un po' in carriera, quindi pronta a fare 1000 cose, sempre di corsa, che a un certo punto della sua esistenza
riesce a percepire questi richiami che arrivano proprio dalla montagna, io parlo di respiro della montagna, perché mi è capitato di stare lì a dormire e vi assicuro che si sente come se fosse proprio un respiro della montagna che ti chiama, quindi vai lì, percepisci queste energie ed è stato bellissimo perché poi si fa proprio è un cammino che fai, è un cammino evolutivo, una sorta di cammino iniziatico. Però nel libro, già nel prologo, racconto che bisogna essere pronti, perché non tutti siamo pronti. Cioè, quando sono arrivata io lì la prima volta, ero immersa troppo in una vita frenetica, non ero pronta per accogliere precisamente tutti quei richiami. Mi ci son voluti 7 anni e son tornata dopo 7 anni, alla fine ho capito che dovevo scrivere questo libro, che era arrivato il momento. Perché come tu sai arriva un tempo per ogni cosa, per le scelte, per la voglia di iniziare nuovi capitoli della nostra esistenza e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà è bello anche affidarsi a questo fluire, no, che ti dà anche il coraggio. Alla fine non hai neanche bisogno di buttarti, come buttarti senza un paracadute, senza avere, nessuna rete che ti vada a Ti protegga. sorreggere. E sei lì e poi dici: "È il momento" e ti arriva questo coraggio e dici: "È il momento che io faccia questo", perché lo senti. Un po' come è successo a te con la tua trasmissione. Era il momento di iniziare e ti sei buttato con forza e coraggio in questa avventura e poi sei stato di recente premiato, quindi, assolutamente tanto di cappello. Senti, siamo in chiusura Leila, lo dico ovviamente, ricordo ancora una volta il libro Sardegna energetica di Leila Manunza, edizioni La Ecco qua. Zattera, compratelo, ovviamente lo troverete in tutti i negozi, credo che ci sia anche la versione digitale, no, No, quindi la questo versione digitale non non l'ho ancora. voluta fare, proprio per Ah, aiutare le librerie nel periodo Covid che hanno avuto grosse difficoltà. È stata proprio una scelta, però so che allora alcune librerie di Cagliari lo stanno vendendo anche online, quindi appunto, quindi tranquillamente chi si può volesse acquistarlo online e siccome mh. appunto Effetto Serra va in onda in tutta Italia, in tutto il mondo, chi volesse acquistarlo scriva direttamente o a te o alle edizioni La Zattera o alle librerie di riferimento per poter avere una copia poi alla fine, no? Assolutamente, vi Ecco. vorrei rimandare anche al mio blog leilamanuzza.it dove potete trovare curiosità non solo sul libro, ma su altri articoli che parlano un po' degli argomenti di cui stiamo, così raccontando e chiacchierando con Fabrizio e poi vi darei anche il mio indirizzo email leila punto no, leila.manuzza@gmail.com perché è quello che utilizzo per queste cose. Se volete scrivermi insomma io ci sono, un grande Assolutamente. piacere. In chiusura, il tuo sogno nel cassetto. E quello è la domanda marzulliana finale che faccio sempre, Ecco, ma guarda io in realtà ti dico la verità, non ho sogni nel cassetto, Non sembrerà ci strano. credo, non ci credo. Davvero, davvero, ma te lo dico sul serio perché, un tempo ero piena di desideri, desideravo un sacco di cose, ero sempre lì, raggiungevo un obiettivo e però sempre a rincorrerne un altro. Adesso non so, mi sto affidando un pochettino di più alla vita, tutto quello che arriva, lo devo accogliere e questo è il mio motto. Non è solo un motto, ma è davvero è un modo di vivere adesso e quindi anche quando succede qualcosa che può essere spiacevole dico: "Vabbè, avrà un senso". Molto spesso sai cosa, mi è capitato di vedere delle cose che accadono nella vita e dargli una connotazione o positiva o negativa. Non è sempre così. Se ci accadono vuol dire che siamo anche pronti per, vivere quel momento e magari anche andare oltre. Bisogna rimanere sintonizzati in questo caso, usando un termine molto televisivo. Leila, allora grazie, ovviamente Grazie a te Fabrizio. in In bocca al bocca al lupo lupo. per il libro, anche perché poi se controllate la pagina appunto della Manunza.it, ma anche i suoi profili social, ci sarà poi il calendario delle varie presentazioni di libri che sta continuando a fare, giusto? Mi sbaglio? Assolutamente, assolutamente. Abbiamo Perfetto. iniziato e continuiamo. Grazie Fabrizio a te per l'ospitalità, è stato davvero un Grazie, piacere, tanti è complimenti. reciproco ovviamente. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella chiacchierata. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show su social. Ancora grazie, buona Ciao, ciao, serata. Ciao, grazie, ciao. grazie, ciao.